L'agricoltura conservativa utilizza modi di coltivare il suolo diversi rispetto a quelli dell'agricoltura tradizionale e tre sono le differenze sostanziali, a partire dalla mancata inversione degli strati di terreno che si realizza adottando tecniche di minima lavorazione del suolo, che consiste nel lavorare delle strisce limitate di terra oppure lavorare il terreno fino ad una profondità al massimo di 15 cm. In alternativa può essere utilizzata la cosiddetta semina diretta, che riguarda solo i primi 3 o 5 cm di terra. In entrambi i casi si riduce il rimescolamento del suolo, evitando così la disgregazione degli aggregati strutturali e preservando la naturale distribuzione della sostanza organica nel profilo del terreno. La seconda differenza riguarda invece la rotazione delle colture, e cioè l'alternanza di colture di specie caratterizzate da diversi apparati radicali che esercitano un'azione meccanica sul suolo, riducendo la necessità di interventi fitosanitari e favorendo in questo modo la biodiversità edafica. Infine la pacciamatura, ossia la copertura naturale di almeno il 30% del terreno, che si realizza o attraverso la presenza di residui delle colture precedenti o ancora seminando colture di copertura apposite che proteggono il campo dall'azione erosiva del vento e della pioggia, evitando così fenomeni di dilavamento o di lisciviazione degli elementi nutritivi del terreno che si verificano quando il suolo è nudo. I benefici di questo tipo di agricoltura, che dipendono dal tipo di suolo in cui si opera, sono evidenti solo in seguito ad un'applicazione pluriennale di queste tecniche, che deve essere inoltre sistematica e costante. La Euroagricola, azienda di Dennis Paron, è in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Italia, una tra le prime aziende ad aver scelto questa strada, mandando in pensione l'aratro già a partire dagli anni 90. Qui si utilizzano attrezzature innovative con bassi consumi e alte prestazioni, in un confronto continuo tra le esigenze dell'agricoltore e le tecnologie mirate che imprese del territorio specializzate nella meccanica hanno sviluppato. Una delle operazioni che diversificano di più l'agricoltura conservativa da quella tradizionale riguarda l'operazione di semina. Sì, infatti l'agricoltura convenzionale riguarda tre tipi di lavorazioni, quali l'aratura, la preparazione del letto di semina e la semina. Io, usando questo tipo di macchina, in un unico passaggio effettuo la semina. Grazie alla presenza di un dispositivo assolcatore dotato di ancora con alette laterali, è possibile effettuare una minima lavorazione sottosuperficiale, 3 massimo 5 cm, che consente di mantenere un buon grado di copertura dei residui colturali sulla superficie. Inoltre, grazie alla forma delle alette laterali, al passaggio dell'ancora i residui vengono imbrattati di suolo e questo favorisce una più rapida decomposizione. L'ancora avanza nel suolo effettuando un taglio orizzontale. Questo particolare offre delle condizioni ottimali per la germinazione del seme. Il seme viene deposto ad una profondità corretta, tra i 3 e i 5 cm. Viene garantito un buon livello di umidità e il contatto tra il seme e il terreno, facilitando così l'imbibizione del seme e quindi una buona germinazione. Il taglio orizzontale del terreno consente un parziale controllo meccanico delle malerbe. Le alette tagliano o estirpano le radici di colture precedenti o di eventuali malerbe e arricchiscono il terreno di numerosi pori verticali di ridotto diametro, facilitando così lo sviluppo radicale della coltura successiva e ottimizzando l'infiltrazione dell'acqua nel terreno. Grazie al modo in cui questo elemento traccia il solco e depone il seme, si riduce la possibilità di incorporare paglie e residui nel solco di semina, evitando il contatto tra seme e residui in decomposizione. Questo elemento permette di operare anche in presenza di elevati quantitativi di residui in superficie, come dopo una coltura di mais. Il vantaggio di questa macchina è che può essere impiegata ad elevate velocità di avanzamento, garantendo quindi capacità di lavoro molto elevate e permettendo pertanto maggiore flessibilità nell'esecuzione della semina, anche quando le condizioni meteorologiche
offrono all'agricoltore tempi molto ristretti di intervento, come spesso si è verificato nel corso delle ultime stagioni. L'elevata produttività di questa macchina la rende ideale in aziende agricole di conto terzisti, in cui si lavorano numerosi campi e quindi superfici molto estese. L'investimento iniziale è piuttosto importante, tuttavia esistono alternative più economiche che garantiscono risultati altrettanto soddisfacenti. Ad esempio, per le colture autunnali intercalari può essere usato questo strigliatore con dosatore, che è una macchina molto economica per la semina. Comunque striglia il terreno, viene depositato del seme e viene coperto con i residui. Questi sono a contatto con il terreno e germinano in un tempo un po' più lungo rispetto alla seminatrice, ma economicamente valido. È l'ideale per la semina di miscugli tipo orzo, avena o pipelloro a dose di sementi pari a circa 100 kg ettaro, che poi queste possono essere anche variabili. Quando si passa sul campo con questo attrezzo la velocità è molto sostenuta, dai 15 ai 20 km/h. L'azione delle molle dell'erpice permette di seminare anche in presenza di quantità importanti di residui. Per le semine delle culture di copertura estive invece è preferibile l'utilizzo della seminatrice che depone il seme nel suolo umido. Questo vuol dire che si spende di più, ma si ha la garanzia di emergenze uniformi, anche in periodi in cui l'acqua può scarseggiare. La conservazione del suolo prevede necessariamente la riduzione degli eventi che ne causano il compattamento. Questo al fine di conservarne la struttura e di evitare un'eccessiva riduzione della sua porosità. Dennis, nella tua azienda agricola, quali sono le tecniche che adotti al fine di ridurre al minimo gli eventi di compattamento del suolo? Innanzitutto evitare il calpestamento, entrare nei terreni quando è troppo umido. Poi utilizzando gommatura a larga sezione a bassa pressione. Come questa? Come questa, esatto. E non ultimo, comunque utilizzando dei cicli estivi precoci, sia mais che soia. Comunque vai a raccogliere in un periodo anticipato e riuscendo a seminare poi anche delle cover in tempi giusti, prima dell'autunno, delle grandi piogge.